Don Nino Gulli è il nuovo arciprete di Favara. Ieri sera nella chiesa madre si è tenuta una solenne concelebrazione eucaristica per il suo insediamento. Ad accogliere il nuovo arciprete e a dargli il benvenuto a Favara, Don Calogero Lobello, presidente del Consiglio Pastorale Cittadino, Don Salvatore Casà, che sarà il suo viceparroco, con loro i fedeli delle 3 parrocchie che Don Nino è chiamato a guidare, Madrice, Carmine e Transito. Presente l'amministrazione comunale, i rappresentanti delle tante associazioni operanti a Favara, il mondo della scuola e del volontariato, presente anche diversi parrocchiani della chiesa di San Gregorio di Agrigento, da dove Don Nino proviene. A presiedere la concelebrazione, alla quale hanno partecipato i parroci di tutte le chiese di Favara, il vicario generale dell'arcivescovo Don Giuseppe Cumbo. Abbiamo accompagnato e accolto Don Nino, che inizia il suo servizio pastorale qui nell'unità del centro storico, quindi accompagnerà la comunità della Chiesa Madre, del Carmine, del Transito, sarà coadiuvato da Don Salvatore Casà e continuerà, si porrà sicuramente in con il lavoro già svolto da Don Giuseppe, con il tocco poi personale che comunque è quello della sua esperienza. È una gioia anche perché nei confronti di Don Nino abbiamo una profonda gratitudine che nasce dal suo quasi ventennale servizio anche in curia nel servizio diocesano come economo diocesano, e poi anche per il suo servizio pastorale, che è stato sempre comunque gioioso nelle comunità che ha servito negli anni del suo ministero. Sì, sarà una missione impegnativa, un po' come tutte le missioni sono impegnative, ma se vissute come dire, con i suggerimenti che vengono dalla parola e con l'entusiasmo che viene dal sentirsi chiamati comunque a lavorare nella vigna del Signore, sicuramente la missione andrà darà sicuramente i suoi buoni risultati. Quello che è necessario fare è seminare parola di Dio e aiutare comunque la comunità a vivere quello stile che poi permette anche di vivere meglio nel contesto sociale che Gesù ci insegna. Entrato in seminario a 11 anni, dopo aver frequentato il liceo classico e successivamente la facoltà di teologia, Don Nino Gulli è stato ordinato sacerdote il 19 settembre del 2001. È stato viceparroco della chiesa San Nicola a Fontanelle, quindi parroco del Carmelo in via Dante, per spostarsi nel settembre del 2014 nella parrocchia di San Gregorio. Don Nino è stato anche economo diocesano e presidente dell'Opera Pia Zirafra ed ancora membro del Comitato Scientifico Nazionale per gli Economi Diocesani. Adesso è chiamato a guidare la Chiesa Madre di Favara come arciprete. Sicuramente con lo spirito dell'obbedienza e della disponibilità, nella consapevolezza di rispondere alla chiamata di Dio. Il vescovo che invia un sacerdote lo fa cercando di declinare quella che è la volontà di Dio. Io ho accolto con gioia, a conclusione dell'esperienza a San Gregorio, dove sono stato per 9 anni, completando il mandato ricevuto a suo tempo dal Vescovo, per me oggi inizia una pagina nuova e lo faccio in spirito di obbedienza, provando a mettere a servizio di questa comunità i doni e i carismi che il Signore mi ha dato, ma anche l'esperienza che ho maturato in questi 22 anni di ministero, nei quali ho incontrato 3 comunità, ho avuto la possibilità anche di servire la Chiesa diocesana con incarichi diversi, e quindi porto con me questo bagaglio insieme con quelle note che mi contraddistinguono, cioè un grande ottimismo, una fiducia nell'amore di Dio immensa e il bisogno e il sogno di lavorare insieme con queste comunità, con tutti i sacerdoti che sono a Favara e con tutta la comunità ecclesiale, incluse le istituzioni, le scuole, le associazioni, i movimenti, le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale, quanti insieme vorranno percorrere la via del bene. Anche se non hai operato mai a Favara, però nell'omelia hai detto di conoscere questa città. Conoscere è una parola grossa, nel senso che essendo stato a San Gregorio, dove il 50% della popolazione estiva è di Favara, ho avuto la possibilità in questi 9 anni di celebrare battesimi, matrimoni e di conoscere tanti di Favara, o meglio, che tanti già mi conoscono, quindi sono arrivato nella consapevolezza che tante persone le ho già incontrate nella celebrazione domenicale lì a San Gregorio e nella celebrazione dei sacramenti. Che cosa chiedi ai cittadini di Favara?
Chiedo di pregare per me all'inizio di questo ministero, di lavorare insieme. L'ho ripetuto più volte, è un sogno ma allo stesso tempo è una sfida che richiederà impegno e sacrificio come tutte le sfide, nella consapevolezza che insieme probabilmente si va più lenti, ma sicuramente si va più lontano.